La tensione è palpabile, la paura per una botta alla stella Barnett, un quarto magistrale, ingredienti di una gara per molti tratti sul filo del thriller, ma che consegna a Treviso la possibilità di essere a un passo dalla storica finale di play-off per il salto in A1. Il 75-65 al Palaverde non racconta fino in fondo una partita nella quale Treviglio ha lottato con unghie e denti per restare aggrappata alla serie e quasi ci è riuscita. Primo quarto avanti, poi la De Longhi si rifà sotto nel secondo quarto quando Barnett in uno scontro sotto i tabelloni subisce una botta che lo fa uscire dal campo nel momento peggiore. Fiato sospeso, ma è solo un attimo. Il rientro consente di tenere Treviso in carreggiata e di sferrare nell'ultima frazione di gioco due parziali che uccidono la gara. Ci voleva grande solidità, ci voleva grande energia e soprattutto esprimerla per 40 minuti fino a quando non fosse suonata la sirena. Abbiamo avuto questa idea soprattutto nell'ultimo quarto. Da un lato abbiamo la consapevolezza della durezza di una semifinale e dall'altra parte però abbiamo anche la consapevolezza di quella che può essere la nostra forza nel momento in cui non ci perdiamo, diciamo così, in cose che durante la partita non sono necessarie. Migliore, manco a dirlo, lo stoico Barnett, seguito a ruota da Imbrò, Tessitori e Alviti. Venerdì si va a Treviglio per una gara 3 che potrebbe portare Treviso in finale, senza pensare di essere in trasferta e senza la maggior parte di quel pubblico diventato parte integrante della forza di squadra. Prima bisogna andare in campo, non bisogna focalizzarsi su pubblico, non pubblico, le partite le giocano i giocatori e poi dopo se nasce una grande empatia col pubblico naturalmente è una cosa importante, quindi i richiami, tutte queste cose qua, la discesa, non abbiamo bisogno di questo, chi avrà a seguirci a Treviglio ci seguirà a Treviglio e noi dovremo fare il nostro meglio in campo.